Buongiorno, buona giornata, ben ritrovati con Focus TG. Ci occuperemo di nuovo del voto, dei risultati, dei vincitori e dei vinti, ma partiamo con una notizia di cronaca giudiziaria perché è stata fissata per il 15 e il 18 luglio la data per l'udienza preliminare per Filippo Turetta, il killer di Giulia Cecchettin. In quelle date il giovane sarà davanti al GUP per rispondere dell'accusa di omicidio premeditato. Non abbiamo ancora il servizio, lo daremo più tardi. Intanto diamo una notizia che riguarda una tragedia a Domegge. Lorena Fedon, trovata senza vita dalla figlia, un volo fatale di 2 metri mentre sistemava i fiori sul muretto. È successo a Domegge. Avremo ancora molta cronaca in questa edizione, parleremo soprattutto di politica. Andiamo subito a Bassano del Grappa, teatro dello scontro tra Nicola Finco, Elena Pavan e ovviamente il candidato del centro-sinistra Roberto Campagnolo. L'ago della bilancia è stato Gianni Zen. Andiamo subito da Mirko Cavallin. Buongiorno direttore, ben trovati telespettatori di Rete Veneta. E sì, dunque, la notizia è che ci sarà il ballottaggio, che il sindaco ancora in carica fino al 24 giugno, Elena Pavan, non sarà più della partita, sostenuta anche da Fratelli d'Italia. Il ballottaggio sarà tra Roberto Campagnolo, PD, Bassano per Tutti, Europa Verde, Bassiano Passione Comune e Movimento 5 Stelle, 28,4% per lui, e Nicola Finco, attuale vicepresidente del Consiglio regionale, con la lista Finco Sindaco, Lega, Forza Italia e Democrazia Cristiana, 25,1%. Terza, solo terza, Elena Pavan, 23%, sostenuta da Fratelli d'Italia e la lista Elena Pavan Sindaco. Al quarto posto, e tra poco lo avremo un po' ospite, quello che potrebbe essere l'ago della bilancia, Gianni Zen, 13,6%, e solo al 9% Roberto Marin. 55,7% l'affluenza al voto. A Bassano del Grappa si annunciano 2 settimane molto calde. Che cosa farà Fratelli d'Italia in vista del ballottaggio? Questo cercheremo di scoprirlo nei prossimi giorni. Intanto sentiamo a caldo ieri ai nostri microfoni le dichiarazioni del primo dei classificati al ballottaggio, Roberto Campagnolo. Roberto Campagnolo, passata la notte, ci si risveglia il giorno dopo, insomma, con quali sensazioni? Perché l'aria era quella comunque di un ballottaggio sicuro, quasi sicuro, però appunto c'era quel quasi che non faceva dormire sonni tranquilli. Stanotte come ha dormito? Beh, bene, molto bene, e soprattutto per il risultato di ieri, cioè arrivare al ballottaggio, arrivarci da primi è un grande risultato. Ringrazio i bassanesi che hanno capito la proposta che abbiamo fatto, una proposta che ha messo insieme idee, una visione comune di città, e insomma questo è stato apprezzato, per un grande valore per chi ci ha creduto dall'inizio, un bel riconoscimento ieri. Un'analisi, Bassano del Grappa 33% alle europee per Fratelli d'Italia, e poi invece alle amministrative un voto diametralmente opposto, con una città che premia il centro-sinistra. Come mai? Come se lo spiega? Beh, c'è un elemento che va analizzato anche vedendo un po' i voti nei singoli seggi, quindi nei quartieri. Indubbiamente Fratelli d'Italia ha oggi un elettorato d'opinione legato soprattutto alla sua leader. Vediamo che poi questo è qualcosa che caratterizza la politica di oggi, cioè i leader nazionali che attraggono molto in un certo momento. Questo c'è stato per Renzi, c'è stato per Salvini, adesso c'è per la Meloni.
Quindi questo elemento è un elemento che attrae consenso, però poi non sempre i movimenti, i partiti sono radicati nel territorio, rappresentativi nel territorio, quindi fanno più fatica a tradurre a livello amministrativo, dove le persone invece vengono prima del partito, quindi prima viene il candidato sindaco, quindi i candidati sindaci, poi le liste. Abbiamo visto anche il tributo che c'è stato a livello elettorale di quella che è stata la proposta che accompagnava la candidatura di Gianni Zain. La lista del momento sicuramente un elemento di novità sul quale bisogna fare una riflessione seria e non far finta che non sia avvenuto, insomma. Appunto, state riflettendo seriamente di accorpare, di comunque unire le forze con Gianni Zain in vista del ballottaggio? No, allora oggi è una giornata di riflessione interna per tutti, credo, quindi anche per noi. Il candidato sindaco è in prima fila, ma dietro ci sono liste, persone, quindi prima di tutto si fa un ragionamento al proprio interno, si analizzano i dati, si vede quello che è successo. La nostra analisi da questo punto di vista non può che essere positiva, ripeto, abbiamo preso 6.000 voti in una situazione in cui non eravamo favoriti sicuramente, quindi vuol dire che la nostra proposta politica è passata. Nello stesso tempo poi valuteremo anche quali sono le opportunità da questo punto di vista, però prima dobbiamo fare un passaggio interno. L'intervista di Alex Giuliano. Sono 700 circa i voti che separano Roberto Campagnolo da Nicola Finco. Abbiamo intercettato anche lui ieri sera a conteggio ormai terminato al microfono di Monica Smiderle. C'è una forbice molto ampia tra il risultato alle elezioni europee di Fratelli d'Italia, che ha portato a casa quasi il 33%, rispetto al dato riferito alle elezioni comunali con circa l'11%. Una forbice molto ampia. C'è stato un lungo pomeriggio, un testa a testa tra Nicola Finco e il sindaco uscente Elena Pavan. Alla fine, insomma, siamo a 39 sezioni scrutinate su 41. Alla fine andrà al ballottaggio Nicola Finco, sfidando il 23 giugno Roberto Campagnolo. Allora, un lungo pomeriggio, si diceva, Finco. Sì, un lungo pomeriggio, però alla fine, insomma, abbiamo visto il risultato è arrivato, quindi abbiamo portato a casa il primo tempo, quindi una prima bella soddisfazione. Adesso mancano altri 15 giorni dove ovviamente ci dovremo dedicare ancora più al nostro territorio, a parlare con le persone, con le tante realtà, perché sappiamo benissimo il ballottaggio è il 23 di giugno, quasi a fine mese, e per noi del centrodestra è fondamentale riportare gli elettori a votare e votare compattamente ovviamente la nostra coalizione, che è l'unica vera alternativa ovviamente a tutto il mondo della sinistra. Un centrodestra che a Bassano in effetti si è presentato disgregato, perché Fratelli d'Italia ha appoggiato appunto la candidatura di Elena Pavan, mentre si sono compattate Lega, DC, la lista di Nicola Finco a sostegno appunto della sua candidatura. Sì, noi abbiamo voluto lanciare anche un nuovo progetto politico, no? Cioè, voglio dire, abbiamo fatto un lavoro sulle persone, sui programmi, prima ancorché sui partiti. Abbiamo creato una squadra coesa, prima di tutto un gruppo di amici, infatti io ringrazio anche gli oltre 90 candidati consiglieri che hanno dato anima e corpo sul territorio proprio per portare a casa questo risultato, e oggi siamo più carichi che mai, proprio in vista della forza che ci hanno dato gli elettori. Insomma, siamo pronti a questa nuova sfida che sono sicuro ci darà una grande soddisfazione. Con voi naturalmente lo diciamo anche Forza Italia, che ha sostenuto appunto Nicola Finco. Adesso si aprono insomma i giochi del ballottaggio. Che cosa potrebbe succedere? Lei insomma invita gli elettori del centrodestra a sostenerla, potrebbero aprirsi apparentamenti, accordi, insomma che cosa potrebbe succedere da qui al 23 giugno? Adesso nelle prossime ore ovviamente valuteremo bene i dati, sicuramente parleremo con tutte le forze politiche in campo, quelle che ovviamente sono state escluse dal ballottaggio, e poi in base ovviamente alle loro richieste, alle nostre idee ovviamente di Bassano, di città del futuro, ci confronteremo, se troveremo le intese per costruire ovviamente degli accordi bene, altrimenti faremo la nostra strada. Quando siete partiti onestamente se l'aspettava questo risultato? Guardi, tutti quanti mi dicevano ma dove vai a farti male, arriverai terzo, quarto. Alla fine abbiamo dimostrato che mettendo assieme le nostre forze, insomma, il primo tempo l'abbiamo portato a casa, e penso che questa sia la prima grande soddisfazione di questa tornata elettorale. Direttore, qui in sala
consigliare l'applauso. Si sono riuniti qui in municipio a Bassano i candidati che si sono dati da fare in questa campagna elettorale a sostegno appunto di Nicola Finco. Prima grande soddisfazione essere arrivati al ballottaggio, ma c'è una grande sfida, quindi saranno 15 giorni sicuramente molto impegnativi per tutti. Ma sicuramente impegnativi per noi, perché ovviamente dobbiamo ritornare ovviamente con la stessa forza a battere il territorio. Due, l'impegno è di portare più persone possibili, e speriamo più del 55% che abbiamo visto a questa tornata elettorale, a votare, e ovviamente a votare per il sottoscritto. Quindi, la pace con Fratelli d'Italia, secondo lei è possibile o no? Vedremo, insomma, loro hanno fatto una campagna elettorale molto battagliera, noi invece abbiamo fatto una campagna elettorale senza mai denigrare ad attaccare nessuno. Vedremo, insomma, se da parte loro ci sarà la volontà di avviare un dialogo, ci parleremo assieme, altrimenti se loro continueranno con l'astio, con la cattiveria, ognuno andrà per la sua strada. Ballottaggio Campagnolo-Finco, e come abbiamo titolato, Gianni Zen potrebbe essere un ago della bilancia, uno degli aghi della bilancia. Si sente ago della bilancia Gianni Zen? No, mi sento semplicemente, assieme a tutto il gruppo che è stato protagonista di questo viaggio degli ultimi 2 mesi, mi sento in qualche modo incaricato, responsabilizzato di un'area nuova che sta avanzando e che chiede ovviamente trasparenza e un modo di far politica non litigioso ma positivo, perché deve rispondere ai problemi delle persone nella loro vita quotidiana. Nella vostra lista c'è tra l'altro, e diamo anche questa notizia, il candidato più votato, Manuel Remonato, 636 preferenze, sarà il presidente della prima seduta del Consiglio comunale, e la vostra lista è quella che ha battuto tutte le altre. Sì, è una cosa che ci ha sorpreso tutti, perché mai avremmo immaginato un risultato così, partendo da zero e non avendo né i mezzi ma neanche i simboli di partito, perché si votava per ovviamente le europee e quindi c'era un effetto trascinamento. La cosa ci ha sorpreso, come ci ha sorpreso che Manuel abbia preso tutti quei voti e a solo 31 anni ed è la prima volta. Questo significa che c'è una domanda di un nuovo modo di far politica. Come mi muoverete in queste 2 settimane ormai poco meno che mancano al ballottaggio? È chiaro che noi abbiamo scelto come metodo quello del dialogo, senza preclusioni ideologiche. Abbiamo un manifesto di valori, abbiamo un programma e dialogheremo. E poi, come fanno i gruppi, ci troveremo assieme a porte chiuse, ragioneremo e voteremo a scrutinio segreto. Sono 2.800 voti circa quelli della lista È il momento, poi ci sono i 2.000 voti di Roberto Marin, che comunque con un ballottaggio che di solito ha un'affluenza più bassa sono un bel pacchetto. Allora direttore, per il momento da Bassano del Grappa è tutto, ti restituisco la linea, buona giornata. Grazie molte a Mirko Cavallin e a Gianni Zen. Adesso inizieranno appunto le manovre per cercare all'interno del centrodestra di unirsi o di non unirsi, insomma vedremo come andranno le cose da qui al giorno in cui ci sarà appunto il ballottaggio tra Roberto Campagnolo e Nicola Finco. Intanto vediamo altri sindaci del Bassanese. A Valbrenta ha riconfermato il sindaco uscente Luca Ferrazzoli, per lui il 4º mandato, 2 a Cismon del Grappa e 2 a Valbrenta dopo l'unione dei comuni. Questa riconferma, era preoccupato l'avversario politico, alla fine era il quorum? Sì, era il quorum, c'è sempre la preoccupazione soprattutto per chi come noi viene da un percorso particolare che è di aggregazione, e quindi un malcontento può sempre esserci e l'elezione è il momento in cui va misurato. Quindi noi siamo veramente felici per l'affluenza delle persone, che è stata veramente significativa, perché se pensiamo quasi un 64% con una lista unica, insomma è tanta roba. Ovviamente c'è la felicità, ma prima di tutto c'è il senso di responsabilità, nel senso che i cittadini si sono affidati ancora una volta a noi, abbiamo degli impegni importanti che partono da lontano e quindi speriamo insomma che questo quinquennio sia anche quello che ci consente di porre fine, di ultimare, di realizzare le tante cose che abbiamo messo in cantiere. È la 4ª volta, ha fatto 2 mandati a Cismon, adesso 2 in Valbrenta. Comunque l'elezione è sempre un momento particolare, perché governare non è facile, si fanno tanti
tanti sacrifici e la legittimazione popolare è sempre importante, perché comunque dà un'energia, come dicevo, un senso di responsabilità, ma anche una forza. Insomma, si ha una comunità sulle spalle e sentirla presente è assolutamente importante. Un quarto mandato senza opposizione. Sì, è un quarto mandato senza opposizione. Noi l'abbiamo detto in più di occasione, ci sarebbe piaciuto confrontarci con altre idee della nostra comunità, con altre visioni. Non significa che un'opposizione non ci sia, nel senso che c'è chi è stato a casa, chi ha stimolato insomma il fatto che i cittadini non partecipino al voto, però insomma la risposta è stata forte. Grappa è stato riconfermato il sindaco uscente Francesco Dal Monte, ha raggiunto il quorum del 40% già alle 12, in totale ha votato il 72,73% degli aventi diritto. Sindaco, allora, grande soddisfazione per questa riconferma. Sì, assolutamente, abbiamo avuto la riconferma, dovevamo abbattere il quorum, l'abbiamo oltrepassato abbondantemente, siamo arrivati al 73%, quindi anche ai nostri cittadini che in massa sono andati a votare. Sono i cittadini di Pove che le riconsegnano le chiavi del municipio? Sì, siamo stati fortunati ad avere una cittadinanza appunto che è andata a votare davvero in tanti, un quasi record nel Vicentino come affluenza, quindi davvero soddisfazione doppia. C'è una squadra nuova di governo del paese. Sì, la squadra è ampiamente cambiata perché dovevamo dare vitalità e nuove idee a questo gruppo e quindi un 7/13 è cambiato. Senta, che 5 anni saranno senza opposizione? Saranno 5 anni con un doppio, bisogna stare attenti perché non avendo l'opposizione non abbiamo neanche un garante che ci dà appunto degli spunti positivi o negativi del nostro mandato, quindi dobbiamo stare doppiamente attenti e fare le cose ancora meglio se possibile. E ovviamente ci sono i vincitori delle europee, cioè coloro, i candidati alle europee che hanno ottenuto un seggio nel Parlamento europeo e li vediamo in questo servizio di Cristian Arboet. Scusate, avevamo... Un assessore regionale. Avevamo prima la sindaca di Lusiana, la Corradin. Vediamo. Sì, grazie Ferdinando, bentrovati a tutti. L'ufficialità è arrivata poco fa. Antonella Corradin è stata confermata sindaco di Lusiana Conco, era l'unica candidata e c'era questa incognita del quorum. Insomma, un quorum superato ampiamente, direi. Sì, il quorum è stato superato ampiamente, i cittadini hanno capito che il bene del comune non è avere un commissario ma un'amministrazione che lavora e che funziona. Una bella squadra, siamo riusciti davvero ad avere una squadra importante con persone assolutamente di valore e che vengono e che rappresentano tutte le zone del nostro grande comune e chi conosce bene Lusiana Conco sa di cosa parlo e quindi quorum raggiunto e risultato buono, insomma ne siamo molto contenti. Ci aspettano 5 anni di lavoro importante, ma questo non ci spaventa. Quelli che si sono espressi sono circa 2.500 sui 3.888 effettivamente residenti qui, poi ci sono altri 1.200 cittadini che sono iscritti all'anagrafe ma residenti all'estero. Era questa per voi come per altri comuni della zona montana e pedemontana l'incognita più grossa? Sì, anche se è stata modificata la normativa per cui il quorum per la validità della votazione si calcola sugli aventi diritto al voto residenti, quindi quel 40% si calcolava appunto sui 3.880, per questo il quorum raggiunto è stato di 60,47, quindi un po' più facile rispetto a qualche anno fa. Però insomma c'era anche un partito nascosto che ha lavorato forse per volere il commissario. Sì, evidentemente qualcuno riteneva che appunto il commissario fosse meglio, peccato, dispiace perché avrebbero benissimo potuto fare una loro lista e così esporsi prima di tutto e anche partecipare ad un confronto democratico come si fa in Consiglio Comunale.
5 anni dopo la fusione, una fusione che sta funzionando, ovviamente con le dovute fatiche. Da adesso in poi su cosa si procede, Sindaco? Allora, noi abbiamo un programma dei primi 5 anni che non è ancora completato ed è un programma importante che vede moltissime opere, dico solo 15 milioni di opere, e siamo riusciti ad avere più di 10 milioni di contributi. Naturalmente non tutto è stato realizzato, ricordiamo tutti che questo quinquennio appena terminato è stato un quinquennio terribile, pensiamo al Covid, noi abbiamo avuto vaia, alluvioni, una tromba d'aria, insomma una serie di cose che hanno reso tutto difficile. Poi erano i primi 5 anni dopo la fusione e quindi bisognava mettere insieme tutto quanto. Questo è un processo in fieri che non è ovviamente concluso, che proseguirà nel prossimo quinquennio, nel quale vogliamo completare quelle importanti interventi iniziati e naturalmente con l'aiuto di tutti, e voglio dire non solo la squadra, i consiglieri, ma i cittadini, le associazioni che li rappresentano, che sempre si fanno promotori di iniziative, di interventi e di proposte a noi amministratori. Sono certa riusciremo a realizzarli. Mi ha anticipato una domanda, ha citato il maltempo, Vaia insomma è stata dolorosissima, la situazione dopo queste settimane di piogge torrenziali? Beh, allora, situazione per noi complessa nelle solite due zone, cioè la zona di Laverda e la zona di Ponte e Valle, sto parlando di ex comune di Lusiana, che sono le due zone quelle più rivolte verso le colline dell'immediata pianura, e lì abbiamo avuto moltissime frane, dissesti, strade chiuse, anche uno smottamento importante dietro ad una frazione che è appunto Ponte di Velo, abbiamo dovuto fare evacuare delle persone. Per cui... Allora, questa era la sindaca Antonella Corradin. Vediamo il Gazzettino, le elezioni in Veneto per le europee, l'Exploit al femminile, Elena Donazzanna, Alessandra Moretti, Anna Maria Cisint e Cristina Guarda, primatiste delle preferenze. E sugli eletti alle europee vediamo il servizio di Christian Arboet. Un assessore regionale, 2 consiglieri regionali, 2 parlamentari, 3 sindaci, cioè non ci siamo risparmiati. Abbiamo cercato di essere quanto più rappresentativi dei territori possibili. Questa è la strategia che per Luca De Carlo, coordinatore regionale dei Meloniani, ha portato Fratelli d'Italia a primeggiare senza se e senza ma in Veneto, dove il partito della Premier fa la sua migliore performance a livello nazionale, 37,6% il risultato finale, in crescita rispetto alle politiche del 2022 di oltre il 7%, 230.000 le preferenze per Giorgia Meloni, seguita da Elena Donazzanna, che in regione supera le 60.000, vincendo il derby tutto vicentino con Sergio Berlato, che tornerà a sua volta a Bruxelles. Tra i veneti anche il veronese Daniele Polato. Seconda formazione è il Partito Democratico, che sfiora il 19%, oltre il 25% se si guarda all'intera circoscrizione. Passano insieme a Stefano Bonaccini la vicentina Alessandra Moretti e il padovano Alessandro Zan. Siamo il primo partito sull'asse Patreve, il primo partito a Padova, Venezia, a Treviso. Questo ci fa ben sperare rispetto al futuro. Resiste al terzo posto la Lega, ma il più votato non è un leghista ad hoc, bensì Roberto Vannacci. Oltre 70.000 i veneti che hanno scritto il suo nome, 140 a nord-est. Tranchant l'assessore regionale Roberto Marcato, tra i più critici nei confronti del generale. Mettiamoci una decima sopra, scrive sui social. Segue la friulana Anna Maria Cisint, la sindaca anti-Islam di Monfalcone. Lega che però tira un sospiro di sollievo, non c'è stato il sorpasso, almeno in Veneto, di Forza Italia, registrato invece a livello nazionale. Antonio Tajani e Flavio Tosi da parte loro hanno superato entrambi 30.000 voti, ma probabilmente a scattare, viste le probabili rinunce, alla fine sarà la friulana Sandra Savino. Quinta formazione a sorpresa è l'Alleanza Verdi-Sinistra. Mimmo Lucano, già candidato in altre circoscrizioni, potrebbe lasciare il seggio alla consigliera regionale Cristina Guarda. Per me è sostanziale l'impegno
nei prossimi anni nella materia dei PFAS, della difesa dei cittadini, della salute e dell'ambiente dalle sostanze chimiche dannose e cancerogene che hanno causato più di 4.000 morti in più nel territorio più contaminato. Sopra la soglia di sbarramento il Movimento 5 Stelle, Sabrina Pignedoli sarà la sola a rappresentare il nord-est per i grillini. Un altro dato che secondo me è da rilevare in maniera negativa è il forte astensionismo che c'è stato. Questo sicuramente non è un dato positivo, proprio perché vuol dire che gli italiani vedono ancora molto lontana l'Europa. Astensionismo che in Veneto ha segnato un nuovo record. Un elettore su 2 di fatto non ha votato per le europee. Sopra la soglia di sbarramento, ma solo in Veneto Azione non basta per evitare la debacle. Nessun eurodeputato trevigiano per ora, ma Andrea Zanoni, Cristina Andretta e Alessandro Manera sperano, dopo il calcolo dei quozienti ed eventuali rinunce da parte di capilista che potrebbero trasferirsi in altri collegi, di poter arrivare a Bruxelles. Adesso andiamo a Mestre da Ilaria Marchiori, perché nel veneziano ci sono addirittura 4 comuni che vanno al ballottaggio. A te, Ilaria. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Esattamente, sono 4 i comuni che nel veneziano andranno al ballottaggio. Partiamo da Portogruaro, tra l'altro commissariata dopo la caduta a marzo 2023 dell'ex giunta Favero. Una campagna elettorale che è stata piuttosto vivace, con 16 liste in totale a sostegno dei 4 candidati. Si sfideranno però Luigi Toffolo, rappresentato dal centrodestra con tutti i partiti della maggioranza di governo, che ha ottenuto il 39,8% delle preferenze, e Antonio Bertoncello, già sindaco, ex sindaco e rappresentato dal centro-sinistra, che ha ottenuto il 31,66% delle preferenze. Sono rimaste indietro le altre 2 candidate, Sara Moretto, che ha ottenuto il 23,7% delle preferenze, e Alida Manzato, che si è invece fermata al 4,8%. Ma sentiamo proprio le prime dichiarazioni di Luigi Toffolo ai nostri microfoni. Luigi Toffolo, candidato del centrodestra, Portogruaro conferma il ballottaggio, è un risultato che portate a casa con soddisfazione? Sì, certamente, questo è un grande risultato, anche perché avevamo 2 avversari temibili, importanti, sono molto impegnati, di grande esperienza, perché il sindaco Bertoncello, sindaco pluridecennale, Sara Moretto, 2 legislature, insomma, parlamentare europeo con Italia Viva, parlamentare, scusate, nazionale con Italia Viva, il PD prima. Quindi insomma erano avversari molto molto temibili, siamo arrivati primi e adesso lo valuteremo per l'eventuale apparentamento. 2 cose, una prima è il fatto che l'apparentamento verrà deciso da tutta la coalizione e quindi valuteremo insieme collegialmente questa decisione. Secondo, all'interno della coalizione di Sara Moretto ci sono persone che hanno mandato a casa il sindaco Favero ingiustamente, senza una particolare motivazione, e quindi per questo per noi sarà un problema. Quindi bisognerà ragionare sempre, come dice lei, sulla base di quello che dirà la coalizione. Lei è l'espressione di un centrodestra che rispetto ad altri comuni invece ha trovato davvero la quadra. Perché? Sì. Beh, di questo siamo particolarmente soddisfatti, anche perché il nostro programma politico sarà chiaro, quando i cittadini vorranno esprimersi sapranno che cosa andranno incontro, quali saranno le prospettive, saremo sempre uniti, saremo sempre fedeli, saranno sempre fedeli al sindaco, alla giunta, e questa è una garanzia per i prossimi 5 anni, cosa che non è stata nella passata legislatura. Sicuramente gli apparentamenti hanno questo problema, perché riducono il numero dei consiglieri e quindi alterano ciò che è la proposta primigenia, quindi dobbiamo veramente valutare attentamente. Potremmo immaginare che un posto come vice sindaco arriverà a Fratelli d'Italia, che ha rinunciato all'ultimo alla sua candidatura, per sostenerla? Non c'è nulla di precostituito, però sicuramente si valuteranno i pesi dei partiti e sicuramente Fratelli d'Italia ha avuto il peso maggiore, quindi è possibile che sia questo, però insomma non c'è stato niente di precostituito, dovevamo prima raggiungere l'obiettivo che è stato raggiunto e poi se ne parlerà. E sentiamo invece ora le dichiarazioni dello sfidante di Toffolo, Antonio Bertoncello.
Antonio Bertoncello, portate a casa un ballottaggio, è un risultato che la soddisfa? Sì, era, come ho più volte avuto modo di dire, non c'erano le condizioni nella maniera più assoluta per avere un risultato diverso. Se poi confrontiamo i dati delle amministrative con quelli delle regionali, io credo che questo sia un ottimo risultato. Voi avete una coalizione molto ampia, il centro-sinistra compatto, i voti di Sara Moretto dove andranno, come avete intenzione di muovervi? Li avete portati via voi o lei? No, diciamo dai dati che si leggono tra regionali e comunali, la gran parte dei voti li ha presi dal centrodestra, anche perché la sua coalizione aveva 8-9 candidati che avevano governato col centrodestra, quindi voglio dire, li ha presi ovviamente all'interno del centrodestra. Potete immaginare un campo largo per arrivare alla vittoria? No, diciamo che ancora oggi è tutto aperto, nel senso che noi adesso abbiamo i dati dei candidati sindaci, dobbiamo leggere i dati delle liste e vedere come muoverci nel ballottaggio. È troppo presto per dirlo, insomma. Basta, insomma, nel senso. Lei è stato sindaco per 2 mandati. Che cosa ha spinto Toffolo secondo lei? Che cosa ha spinto? Cosa ha spinto al 40% Toffolo secondo lei? Ma diciamo che Toffolo, voglio dire, se facciamo riferimento alle regionali, che avevano, se non sbaglio, 7.000 e rotti voti, adesso mi pare che sono di gran lunga inferiori. Il centrodestra unito, voglio dire, ha avuto un buon risultato, ma quello che ha pesato molto, ma molto di più, è Fratelli d'Italia, nel senso che la Lega, voglio dire, ha perso parecchi voti e invece, cosa che non era previsto, anche Forza Italia rispetto alle regionali ha avuto un buon risultato. Come se la giocherà quest'ultima partita? Lavorando, correndo, cercando di far comprendere alla gente che c'è bisogno di un cambiamento. La nostra coalizione è una coalizione di alternativa e quindi, voglio dire, ci muoveremo e lavoreremo per essere un'alternativa a chi ha governato dal nostro punto di vista male e che ha fatto sì che a Portogruaro ci fosse un commissario per 1 anno e 3 mesi. Stasera si festeggia? No, se festeggiamo alla fine. Diciamo che, voglio dire, siamo soddisfatti del risultato che abbiamo ottenuto e io credo che adesso ci riposiamo un giorno o 2 e dopo discuteremo, come sempre avviene, con le altre forze politiche. Ed è stata una sfida a 4 anche quella noalese, che però va al ballottaggio con in testa Stefano Sorino, che è l'ex assessore dimissionario rappresentato dal centrodestra, che ha ottenuto il 36% delle preferenze, e la vice sindaca uscente rappresentata da 3 liste civiche, Alessandra Dini. Solamente che in questo caso Dini se l'è vista ad un certo punto, se l'è giocata quasi sul filo del rasoio con un altro candidato, Carlo Fascina, che tra l'altro era alla prima sua esperienza politica e che se l'è cavata molto bene, perché ha ottenuto alla fine il 24,5% delle preferenze a fronte invece del 27% di quelle ottenute dalla Dini, quindi con meno di 200 voti di differenza, tanto che ad un certo punto si è quasi pensato che al ballottaggio potesse finire Fascina invece della Dini. Michele Celeghin invece ha ottenuto il 12% delle preferenze. Ma sentiamo proprio le dichiarazioni del primo candidato, ovvero Stefano Sorino, che tra l'altro si è appellato al voto, ma soprattutto ha evidenziato come andrebbe rivisto un po' il sistema del voto, soprattutto per permettere ai giovani di poter esprimere le loro preferenze. Sentiamo. Sorino, ormai sembra chiaro, si va al ballottaggio tra lei e Alessandra Dini. Ma così pare, sì, sarà una bella sfida. Noi vedremo
Non abbiamo fatto calcoli fino adesso, abbiamo una compagine forte, in politica non si sa mai, quindi vedremo a conti fatti. Stasera faremo tutte le analisi del caso. Senta, eventualmente lei sarebbe aperto a qualche eventuale alleanza oppure no? Allora, io non ho pregiudizi nel rimanere così o fare alleanze. Ripeto, sarà una verifica da fare a mente fredda, solo a mente fredda. Comunque altri 15 giorni di campagna elettorale. Beh, ma noi ci divertiamo, noi l'abbiamo fatta col sorriso sulle labbra e continueremo a farla con il sorriso sulle labbra. A questo punto cosa si sente di dire agli elettori? Agli elettori dico: andate a votare, non stancatevi di aver votato, ma tornate a votare, perché se noi non ci occupiamo di politica, la politica comunque si occuperà di noi. Quindi un modo per far sentire comunque la propria voce. Assolutamente, non deleghiamo qualcun altro alle scelte che dovremmo fare noi. Questo è un monito che io faccio a tutti. Ecco, e poi per il futuro lei dice bisogna portare alle urne più giovani. Assolutamente, il futuro sono i giovani, ma questa è una cosa che dovremmo valutare a livello più grande, in una dimensione extracomunale. Ci sono tanti paesi, no tanti, 5 paesi europei che hanno deciso di portare al voto i 16enni e i 17enni e io credo che questo sia il futuro. Dobbiamo far sì che la politica parli ai giovani e parli di giovani. Per farlo dobbiamo dare ai giovani gli strumenti per poter dare la loro opinione e dire la loro voce, far sentire la loro voce. Esclude qualsiasi apparentamento o qualsiasi alleanza la vice sindaca uscente Alessandra Dini, che dice: noi continueremo a correre da soli. Sentiamo. Dai primi dati appunto sembra così, quindi un ballottaggio tra me e il candidato Sorino che è appoggiato appunto dalle liste di centrodestra. Quindi attendiamo ancora un'ora all'incirca per capire i dati appunto anche degli altri candidati. Siamo fiduciosi, ecco. Ecco, Alessandra, qualora poi appunto fosse confermato, ma sembra ormai abbastanza certo, ci sarà un'alleanza di qualche tipo? Se sì, voi accetterete? Continuerete a correre da soli? Ma noi anche nel 2019 abbiamo sempre scelto di correre da soli, altrimenti le alleanze si fanno prima, ecco. Gli accordi si fanno prima, come magari hanno già fatto altri candidati che si sono alleati con i partiti. Noi per il buon governo abbiamo sempre scelto di rimanere civici e quindi di non fare alleanze. Poi ci sarà la libertà di voto dei cittadini che magari sono andati già al voto e non hanno votato i partiti, hanno votato altri candidati e decideranno poi al ballottaggio cosa votare. Secondo lei i noalesi si sono trovati un po' in confusione? Ma secondo me dai primi dati che vedo, soprattutto sui dati delle preferenze sì, perché molti candidati ovviamente creano più confusione soprattutto sulla parte di espressione di preferenza, anche perché i simboli sono molti e quindi a volte si fa confusione. Secondo me in questa elezione sì, hanno avuto più difficoltà ad esprimere le preferenze. Quindi saranno semplificati tra 15 giorni? Certo, perché poi si voterà soltanto il candidato sindaco e quindi basterà un unico voto e ovviamente noi restiamo civici, quindi siamo stati chiari sin dall'inizio, ovvero una continuità ma anche rinnovata di mandato e di progetti, e mentre dall'altra parte c'è il candidato Sorino con una lista civica ma anche con tutti i partiti di centrodestra, quindi è ovvio che questa è una linea ben chiara, già data dall'inizio. E ballottaggio anche qui a Spinea, la sfida sarà tra il rappresentante di centrosinistra Franco Bevilacqua, che ha ottenuto il 46,9% delle preferenze, e l'ex sindaco Claudio Tessari per il centrodestra, che ha ottenuto il 30% delle preferenze. Ricordiamo che anche questo comune era commissariato per dissidi interni alla maggioranza nel 2023 con l'allora sindaco Martina Vesnaver, che era candidata anche in questa tornata
giornata elettorale, che ha ottenuto il 23% delle preferenze. Infine, Scorzè. Al ballottaggio andranno l'ex sindaco Giovanni Battista Mestriner, rappresentato dai partiti di centrodestra, che ha ottenuto il 46% delle preferenze e che si andrà a sfidare con la sindaca uscente Nais Marcon, che ha ottenuto il 31,6% delle preferenze, rappresentata da 2 liste civiche. Il candidato invece Losetti si è fermato sotto il 22%, si è detto disponibile alla discussione. Vedremo dunque come andrà tra 2 settimane. Voto al ballottaggio il 23 e 24 giugno. Qui da Spinea restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria Marchiori, indiscutibile il successo di Fratelli d'Italia a livello nazionale, ma nel Veneto con il 37,7% e tutti i giornali ovviamente se ne occupano, molti commenti. Vediamo il titolo del Mattino di Padova: Europee, il Veneto ammaina la bandiera della Lega, la staffetta nello Zajastan, adesso a dare le carte il partito più statalista, il carroccio litigioso perde 13 punti nonostante l'exploit di Vannacci, generale Vannacci, che ha ottenuto più di 500.000 voti. Lasciamo la politica, apriamo una finestra per Sant'Antonio, perché giovedì la grande festa, c'è grande attesa. Andiamo subito a Padova da Valentina Visentin. A te Valentina. Nel chiostro del noviziato all'interno della Basilica del Santo e sono migliaia i pellegrini che in questi giorni stanno arrivando, nei giorni che precedono la grande festa di Sant'Antonio, giovedì qui a Padova, un percorso di accompagnamento con la Tredicina che sta proponendo molti eventi e anche momenti di riflessione. Qui con me c'è padre Antonio Oramina, rettore della Basilica di Sant'Antonio. Sant'Antonio si dimostra ancora una volta molto amato, tanti sono i fedeli che sono già qui a Padova. Sì, buongiorno a voi. Da un lato ce lo aspettavamo, certamente Antonio, il nostro santo, attira sempre molte persone, ma poi rimane per noi sempre molto sorprendente poter constatare come siano davvero decine di migliaia le persone che da tutto il mondo raggiungono la Basilica invocando e affidandosi a Sant'Antonio, così come tantissime sono le persone che stanno anche partecipando ai diversi eventi che abbiamo cercato di organizzare in questo giugno antoniano. Solo per fare un esempio, ieri sera la Basilica era gremita con la presenza di Don Luigi Maria Epicoco, che ci ha parlato di Santa Chiara e anche di altri temi che ci hanno aiutato a riflettere proprio attorno alla pace, che è un po' il tema che ci sta accompagnando in quest'anno. Ecco, Antonio, uomo di pace, Antonio che ci spinge al dialogo, questo è il tema di questo giugno antoniano e che insomma sta accompagnando i fedeli. È un messaggio che è stato raccolto da molti vescovi del nord-est che stanno partecipando alle messe della Tredicina. Certo, forse è questo il sogno più grande che sempre gli esseri umani hanno avuto, quello di vivere relazioni all'insegna della pace, della riconciliazione, e Antonio ci ispira molto, non solo perché ha parlato in favore della pace, ma anche perché ha testimoniato proprio una vita in difesa dei poveri contro ogni forma di violenza. Ora la preghiera a Sant'Antonio è che ci porti il sole durante la processione, quest'anno ovviamente come l'anno scorso la grande processione per le strade della città. Rete Veneta seguirà tutta la giornata in diretta dalle 5 del mattino, quando si apriranno le porte della Basilica, alle 22:30 quando si chiuderanno. Ovviamente il momento clou è sempre la processione, dove Sant'Antonio riceve l'abbraccio della città. Uscirà al termine della celebrazione eucaristica delle 17, seguirà il tragitto consueto lungo le vie cittadine, ma simbolicamente lungo le vie del mondo, dato che tantissime persone da tutto il mondo saranno presenti lì accanto a Sant'Antonio. Ringraziamo allora padre Antonio Oramina, noi vi diamo ovviamente appuntamento al 13 giugno a partire dalle 5 del mattino, quando si apriranno le porte con tutte le celebrazioni della giornata fino alla sera. Dalla Basilica del Santo è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie a Valentina Visentin. In vista della festa di Sant'Antonio continuano in questa tredicina le visite delle diocesi del nord-est in Basilica. Ieri sera l'omelia è stata condotta dal vescovo di Concordia Pordenone, Monsignor Giuseppe Pellegrini. È necessario fare, ognuno al suo modo, quello che Gesù dice nel discorso delle Beatitudini. E nel discorso della montagna Gesù chiede a chiunque voglia essere suo discepolo
di diventare un operatore di pace. Il tema della tredicina di quest'anno ci invita a vedere in Sant'Antonio come un uomo di dialogo, di riconciliazione e di pace. Allora un pensiero, come ci è stato ricordato all'inizio, va alle tantissime persone e popolazioni coinvolte nei recenti conflitti di guerra, in Ucraina, nel Medio Oriente, nel Myanmar, ma anche in tanti altri conflitti purtroppo spesso dimenticati, che provocano morte e immani sofferenze, in particolare per i bambini e le donne. Ma in questa tredicina siamo anche invitati a considerare altre gravi forme di violenza che si verificano ai nostri giorni. Violenza tra le persone, violenza in famiglia, violenza contro le donne e sfruttamento e violenza dei migranti e dei poveri. Forme di violenza che anche Sant'Antonio ha sperimentato nella sua vita, mettendosi in gioco fino in fondo per portare pace tra le città, riscatto e liberazione dei prigionieri, ma soprattutto per riportare pace e serenità dentro questa città di Padova e all'interno delle famiglie. E questa era la parte dedicata a Sant'Antonio. Vi ricordo che il 13 giugno Rete Veneta sarà in diretta tutto il giorno, dalla mattina fino a sera inoltrata, per seguire tutte le varie fasi di questa grande festa, mobilitazione di tutti i nostri tecnici, i nostri giornalisti, per darvi proprio una copertura completa di un grandissimo evento. Vediamo, allora facciamo così con Renato Cappoia e Italo Morao in regia. Potremmo dare il processo a Turetta, ma se c'è collegato Daniele Garbin da Vicenza, un fatto incredibile, un cold case, l'uccisione di due coniugi, 30 anni dopo è stato preso l'assassino. Sentiamo in diretta da Vicenza Daniele Garbin. A te, Daniele. Lei sarebbe disponibile adesso ancora per il collegamento di rete o no? Proprio 2 secondi in questo momento. Un attimo, accompagno. Sì, va bene. La scendiamo giù allora. Sei in onda? Grazie, in questo momento si è conclusa la conferenza stampa proprio di questo evento importante per Vicenza. Insomma, praticamente dopo 30 anni si è arrivati ad accertare attraverso una complessa indagine scientifica con rilevamento di nuove prove colui che è stato accusato, insomma, dell'omicidio dal punto di vista materiale dei coniugi Ferretto nel febbraio del 91. Ecco, un omicidio efferrato proprio con una tecnica di stampo mafioso, proprio perché ci sono stati esplosi anche dei proiettili proprio per finire i coniugi, soprattutto l'avvocato Ferretto e la moglie che era accorsa per salvarlo. Insomma, questo è proprio una tecnica che aveva veramente inorridito Vicenza proprio per le modalità. Insomma, sembrava proprio un classico omicidio, era stato fatto proprio con tecniche mafiose. Ecco, e su questo, con una serie complessa che è stata illustrata questa mattina dal procuratore capo di Vicenza, con la questura, soprattutto il lavoro con l'istituzione della banca dati genetica, si è riuscita ad incrociare le tracce di numerosi elementi, dalla pistola che è stata rinvenuta al silenziatore a tracce di un guanto, proprio per accertare la corrispondenza genetica a distanza di questo cold case. Proprio questa è la tecnica per cui qualche indagine, come molte altre, ma questo diventa poi un esempio proprio classico di come sia possibile a distanza di così tanto tempo riuscire ad accertare proprio l'appartenenza genetica di diversi elementi. Diciamo, ricordiamo in questo caso un bulbo pilifero rinvenuto dai carabinieri per altri motivi, per altri reati della persona che è stata insomma in questo momento in carcere a Cosenza, accusata di questo omicidio, ecco, di essere la stessa con cui sono state rinvenute le tracce genetiche sui guanti e sul silenziatore delle pistole che sono stati trovati poi nei pressi del luogo dell'omicidio.
femminicidio. Ecco, questa è la notizia importante che è stata data qui in questo momento, proprio per dimostrare quanto anche queste prove, questi episodi che hanno scosso Vicenza in realtà non siano conclusi. Oggi da qui nasce adesso a questo punto la ricerca e le indagini proseguono anche per il secondo. Venga pure con me il signor Questore, proprio in questo momento arriva, ne approfittiamo, parliamo proprio di quanto sia importante in questo momento, vero signor Questore, questa svolta, ecco, delle indagini, soprattutto con l'aggiornamento tecnologico. Sì, è stata una svolta importante su un caso di più di 33 anni fa ed è sicuramente la risultante di due componenti. Prima componente sicuramente è quella della caparbietà e della tenacia degli investigatori della squadra mobile della Questura di Vicenza, che sono stati adeguatamente supportati anche dal Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine, e chiaramente a questo si è affiancata, ma era inevitabile in casi come questo, una evoluzione tecnologica e scientifica da parte dei settori predisposti della Polizia di Stato, e parlo in particolare della Polizia Scientifica di Roma, che da meno di un mese si è costituita in direzione centrale autonoma insieme alla sicurezza cibernetica, a quella che prima era la polizia postale, andando a costituire un nucleo di attività che chiaramente deve seguire attentamente i passi dell'evoluzione tecnologica e scientifica. Qui la genetica forense sicuramente ha dato un apporto fondamentale alla riuscita di questa importante attività di indagine. Cosa rappresenta per Vicenza, per il Veneto, insomma, questo caso che sembrava mai concluso, comunque destinato a archiviarsi, è anche un caso esemplare, vero? Ma io credo che il poter dare una risposta a chi chiede ancora giustizia su fatti di questa gravità avvenuti, ripeto, parliamo del 25 febbraio del 91, quindi più di 33 anni fa, è qualcosa di importante, qualcosa anche di eticamente importante per chi porta avanti questa attività di ricerca della giustizia, che non deve mai smettere su casi così importanti, delicati, che hanno scosso così profondamente una città come Vicenza. Intanto grazie, le auguriamo un buon lavoro, anche perché questa era solo la prima parte, vero? Sì, è chiaro, un'attività che prosegue. Quindi la ringraziamo, intanto signor Questore. Grazie a voi. Ecco, grazie. E con questo direttore restituisco la linea allo studio. Grazie a Daniele Garbin. Vi dicevamo in apertura che è stata fissata la data per l'udienza preliminare di Filippo Turetta, l'assassino di Giulia Cecchettin, che comparirà davanti al GUP per rispondere dell'accusa di omicidio premeditato. Sentiamo Valentina Visentin. È stata depositata nelle scorse ore la richiesta di rinvio a giudizio per Filippo Turetta, il 22enne di Torreglia, in carcere per aver barbaramente ucciso la sua fidanzata Giulia Cecchettin nel novembre del 2023 e aver gettato il suo corpo in un dirupo. Il giudice ha immediatamente fissato la data dell'udienza preliminare per il 15 e 18 luglio. La Procura di Venezia infatti aveva sollecitato tempi rapidi per il processo. Lo studente di ingegneria è accusato di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione, crudeltà e efferatezza, sequestro di persona, occultamento di cadavere e stalking. Turetta potrebbe anche decidere di parlare in aula, una scelta che valuterà insieme ai suoi legali. L'atto del giudice è stato notificato anche agli avvocati della famiglia Cecchettin, Papagino e i fratelli Elena e Davide. Giulia Cecchettin è stata uccisa la notte dell'11 novembre. Filippo Turetta l'ha ammazzata dopo aver trascorso con lei il pomeriggio al centro commerciale Nave de Vero a Marghera. L'aggressione prima in un parcheggio di Vigo Nuovo, a pochi metri dalla casa della giovane, l'ha finita a calci e pugni e a coltellate, ben 75, quelle inferte nel parcheggio della zona industriale di Fossò. Poi l'occultamento del cadavere gettandolo in un canalone vicino al lago di Barcis. La fuga di Filippo Turetta è terminata una settimana dopo il delitto in Germania, ad Halle. Nel suo PC i carabinieri hanno trovato le prove della premeditazione, con ricerche effettuate dal giovane prima del delitto di modi per neutralizzare una persona e poi l'acquisto di nastro adesivo e sacchi neri. Allora, a proposito di femminicidio, una notizia di cui si parlerà a lungo. Modena, l'ennesimo femminicidio. Modena va in caserma con il cadavere della moglie uccisa nel furgone. La vittima aveva chiesto l'affido esclusivo dei figli. L'uomo si è
presentato ai carabinieri e non c'è davvero fine al peggio. Torniamo alla politica, ai sindaci eletti, grande festa a Mogliano Veneto per Davide Bortolato, riconfermato sindaco. Ecco qua, vediamo in diretta. Sindaco! 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 Grande Davide! Prima dichiarazioni Vai, quali? Lucio. Beh, una grandissima emozione, veramente. Bello, è stata dura, però insomma è stato riconosciuto il lavoro fatto durante i 5 anni, è stato riconosciuto il grande lavoro fatto da tutta la squadra in campagna elettorale e bravi tutti, veramente. È una grande emozione, è la seconda volta per me, però è sempre bellissimo. Questa volta dal tuo primo turno, che dati ha? Sono buoni, insomma, abbiamo scavallato il 50% più 1, mancano ancora 3 sezioni che sono in ritardo, però insomma ce l'abbiamo fatta, siamo abbondantemente sopra il 50%. E io voglio dedicare questa vittoria a Nico. Grande Nico! Grande Nico! È mancato è qui con noi, ieri purtroppo è mancato, è stato un grande consigliere, il suo spirito ci ha aiutato sicuramente. Allora, Stalingrado superata? Sì, abbiamo vinto su tutte le sezioni praticamente, tranne una, vabbè, lasciamone una agli altri, dai. Bene così. Avevamo paura del terzo candidato, ma si è attestata sul 6-7%, quindi non ci ha impedito di fare il 50% più 1. Centrodestra unito. Centrodestra unito, il centrodestra vince, è una grandissima coalizione, una bellissima squadra. Ringrazio tutti i 111 candidati, bravissimi, abbiamo lavorato tanto in questi mesi, insomma abbiamo fatto grandi proposte per continuare a governare bene la città di Mogliano. Qual è la prima cosa da fare adesso? Ce ne sono tante, la prima l'ho anche già annunciato, insomma dedicheremo, festeggiare naturalmente, dedicheremo una piazza ai volontari di Mogliano perché se lo meritano, abbiamo tantissimi volontari in città e si meritano di avere una piazza dedicata a loro. Bene, allora adesso davanti al municipio? Sì, assolutamente, a festeggiare. Allora, ieri abbiamo parlato, ieri e l'altro ieri, una lunghissima maratona delle nostre emittenti con grandi ascolti e con i sindaci che sono stati eletti, quelli che sono stati sconfitti, quelli che sono stati eletti perché hanno superato il quorum del 40% e si erano candidati da soli, no? C'è stato anche questo. La festa di Elena Stocco, vediamola, la neo sindaca di Preganziolo. A questo punto vi faccio vedere i sorrisi qui dal comitato elettorale. Elena Stocco, signor sindaco, allora, primo commento. Grazie a tutti, grazie alla città di Preganziol, una vittoria sofferta, risicata, che ci riempie di gioia ma che ci carica anche di tanta responsabilità, di fare bene, di essere il sindaco di tutti, quindi passiamo questo momento di grande emozione e poi iniziamo subito a lavorare perché è quello che la comunità ci richiede. Ecco, si parla di 200 voti di stacco da Cestaro, quindi è una vittoria netta, non al photo finish. Al cardiopalmo. Io ringrazio tutte le persone che mi hanno dato fiducia, che hanno dato fiducia alla squadra, ma ripeto, con lo stile di responsabilità che ci contraddistingue inizieremo subito a lavorare perché il territorio ci chiede questo, la città, le frazioni, c'è tanto bisogno di mettersi a lavoro, per cui godiamoci questo momento, ma poi bisogna partire subito. Ecco, però è un lavoro che continua, è un progetto che continua dopo Galeano. Sì, è un progetto che continua, la nostra squadra si è ripresentata compatta, unita, con tante persone che hanno già fatto parte dell'esperienza amministrativa di questi 10 anni col sindaco Paolo Galeano, con tanti nuovi giovani, con tanti nuovi innesti, ci sono le premesse davvero per fare bene. Ecco, dall'altra parte Cestaro dice, intanto vi fa i complimenti, però dice se fossimo partiti prima noi forse ci sarebbe stata più competizione. Io posso solo fare
i complimenti a chi ha lavorato tanto, lo abbiamo fatto noi, l'ho fatto anche la parte avversaria, quindi non è il momento per valutazioni di questo tipo. Oltretutto il risultato che hanno avuto è stato sicuramente buono, per cui compito nostro lavorare e guardare avanti e cercare di unire il più possibile la comunità di Preganziol. Ecco, da dove ripartire, anzi di dove continuare? Dove continuare dai tanti progetti che abbiamo avviato, dai cantieri che sono già in corso d'opera, quindi le piste ciclabili, nuovi spazi per la comunità, ma quello che mi preme è appunto partire dalle frazioni. Andrò personalmente a trovare le tante persone che vi abitano, gli esercizi commerciali, c'è tanto da fare e vogliamo partire subito carichi. Ecco, anche per lei a fare la differenza essere amministratore, cioè andare dalle persone più che l'appoggio dei partiti? Certo, questo è stato quello che ha caratterizzato la nostra campagna, essere squadra di persone tra la gente. La nostra è una compagine ampia, fatta di persone che lavorano nel territorio, che fanno volontariato, che esprimono il meglio che la comunità di Preganziol può rappresentare. Partiamo dalle persone, dai candidati e andiamo noi stessi a parlare. Primo sindaco donna di Preganziol, Elena Stocco. Apriamo un'altra parentesi perché andiamo a vedere a Pieve di Soligo cosa è successo. Un fulmine ha colpito un albergo, per fortuna non ci sono feriti. Sentiamo Edi Kaliman. Direttore, buongiorno ai telespettatori. Dietro di noi e sopra di noi il sole, davanti a noi invece ancora nuvole minacciose che presagiscono della pioggia che arriverà molto a breve. Direttore, siamo qui per fare un po' il punto su quello che è stato ed è tuttora la condizione meteo della zona, perché in tutte le prealpi vicentine e anche trevigiane, nella zona anche del Montello, sono stati tanti i disagi rispetto alla pioggia e ai temporali delle scorse ore e degli scorsi giorni. Pensa direttore che sono stati superati i 160 mm di pioggia nella zona del Cansiglio, con ancora allagamenti e frane. Noi ci troviamo in questo esatto punto a Pieve di Soligo, davanti all'hotel Loris, oggi chiuso perché è un hotel e ristorante che nelle scorse ore è stato colpito da un fulmine che ha prima divelto e fatto cadere un albero secolare, poi ha colpito una centralina dell'Enel facendo scoppiare un incendio prontamente domato dal titolare. La novità oggi è che noi non possiamo accedere ovviamente alle camere per capire quali sono i disagi e nemmeno calcolare ancora l'entità dei danni, perché sono in corso le valutazioni dei periti, anche il motivo per cui l'hotel oggi è chiuso. Pensa direttore che erano alloggiati per un convegno, una convention tra allenatori e dirigenti calcistici qui Luca Gotti e Pantaleo Corvino, rispettivamente mister e dirigente del Lecce, che nei loro social hanno espresso la paura provata nelle scorse ore dopo questo forte botto e aver visto questo fumo e questo fuoco divampare velocemente intorno alle 6 del mattino della scorsa notte. Direttore, io lancerei il servizio che Nicola Marcato è riuscito a fare per fare anche un po' il punto e sentire le parole del titolare ora impegnato con i periti e capire cos'è successo in questo servizio. Il maltempo imperversa nella Marca, piogge intense nella notte, temporali e fulmini hanno creato disagi in diverse zone della provincia, causando danni significativi e richiesto interventi di emergenza. A Pieve di Soligo un fulmine ha colpito un grande pino presso l'albergo Loris. Dopo aver squarciato in due una pianta nel giardino, il fulmine ha fatto saltare una centralina elettrica, procurando un incendio del quadro elettrico. Ospiti della struttura anche due noti sportivi, esponenti di una squadra di Serie A di calcio italiano, impauriti ma completamente al sicuro, mentre carabinieri e vigili del fuoco con due squadre da Conegliano sono intervenuti per prevenire l'espansione dell'incendio. Sono stati molto bravi, in giro di 10 minuti sono arrivati e niente, poi ci hanno aiutato a rimettere in ordine il resto.
Fortunatamente non c'è nessun ferito. Nessun ferito, tutto è andato bene. Danni sono ingenti, un'ala dell'albergo e niente, di conseguenza ci dobbiamo riboccare le maniche, ripristinare e andare avanti. A Treviso sempre i fulmini hanno causato alcuni blackout con diversi semafori messi fuori servizio a Santa Maria del Rovere. Nel Montello e a Giavera, dopo le alluvioni del pomeriggio di domenica, le vie interessate sono state riaperte. Nelle prossime ore la conta dei danni. Anche a Silea un fulmine è precipitato in via Roma facendo cadere un albero senza fortunatamente ferire persone o danneggiare auto. Le condizioni meteo risultano incerte per i giorni a venire. Protezione civile e amministrazioni locali si stanno preparando per eventuali disagi. Gli abitanti sono stati invitati a rimanere in allerta e a seguire le istruzioni delle autorità per la propria sicurezza. Disagi per le forti piogge anche a Nervesa, la casa della sindaca è infatti rimasta allagata e tra poco andremo a raggiungerla per capire anche lì l'entità dei danni nel territorio. Direttore, se non hai domande da Pieve di Soligo con Nicoletta Rizzetto ti restituirei la linea. Grazie molte. Vediamo ancora danni da maltempo a Noventa Vicentina, dove è caduto un albero e un palo della luce che hanno danneggiato un'auto, ma non ci sono feriti. Intervento dei vigili del fuoco in serata a Noventa Vicentina per la caduta di un grosso albero che a sua volta ha divelto anche un palo del telefono e la linea telefonica. Nessuna persona è rimasta ferita, danneggiata un'auto. I vigili del fuoco arrivati da Lonigo hanno tagliato l'albero probabilmente caduto per le forti piogge di questi giorni, liberando la strada completamente bloccata dalla pianta. Danneggiata un'auto dal palo telefonico che cadendo ha sfondato il parabrezza. Sul posto anche la polizia locale. In regia Renato Cappoia, Italo Morao, un minuto di pubblicità e torniamo. Ancora la politica. Cadone, che è l'unico comune del Padovano sopra i 15.000 abitanti che non andrà al ballottaggio perché il sindaco Marco Schiesaro, noto per la vicenda degli autovelox, è stato riconfermato. Qui non ha vinto Marco, ha vinto Cadone, che è una Cadone che è libera, distante dalle cattiverie, dalle ideologie, una Cadone del fare, perché Marco non è stato votato solo dal centrodestra, è stato votato anche dal centrosinistra. Marco Schiesaro al primo turno vince per la seconda volta, è sindaco di Cadoneghe, l'impresa siglata con il 52,4% dei consensi, un distacco notevole con la candidata del centrosinistra Paola Venturato che si ferma al 35,9% e con i due candidati civici Enrico Scacco che ottiene il 6,4% e Giulia De Campo con il 5,4%. Ad un anno di distanza dallo scoppio del caso Velox, i consensi del sindaco di Cadoneghe non sono calati, anzi ha aumentato le preferenze. Io me l'aspettavo sinceramente, me l'aspettavo perché sentivo la gente cosa pensa, cosa dice e me l'aspettavo nella misura in cui abbiamo lavorato davvero tanto e la gente non poteva assecondare le calunnie, le infamie, gli articoli di giornale, le dicerie, le chiacchiere. La gente pensa con la propria testa, è gente seria, quella di Cadoneghe, che ha saputo valutare in questi anni tutto il lavoro che è stato fatto. La lista del sindaco Schiesaro ha ottenuto il 19,3%, Fratelli d'Italia e Lega quasi in pari rispettivamente all'11,3% e al 10,7%. La giunta potrebbe quindi avere molte riconferme per continuare il lavoro del primo mandato. Si riparte dal lavoro, abbiamo tante cose da fare, la Grosoli, le asfaltature, Bagnoli, l'allargamento di Augusta, dobbiamo ridurre le tasse, abbiamo il distretto sanitario, abbiamo il Parco della Repubblica, abbiamo le aree per i giovani, abbiamo le scuole, le mense, abbiamo tante cose da fare, tanti lavori di PNRR da mettere a terra, insomma sono tante le questioni, affronteremo anche quella come stiamo già affrontando e chi ha lavorato contro di me in questi mesi cercando di convincere la gente che la retorica e la narrazione era diversa, non solo non è così, ma la gente non ha creduto a tutte queste cose perché conosce Marco, che Marco vive nel territorio e diciamo tutti quegli articoli di giornali vengono spazzati via come la polvere.
E invece a Selvazzano si va al ballottaggio, sentiamo Francesco Rattai. Separati da appena 279 voti, a Selvazzano dentro sarà ballottaggio. I candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze sono Mariano Fuschi, sostenuto da Fratelli d'Italia, Forza Italia e 3 civiche, e Claudio Piron, supportato dal PD e 2 civiche di centrosinistra. Mariano Fuschi ha ottenuto il 35% dei consensi. Sono soddisfatto per 2 ragioni. Per primo, per i voti ricevuti, poi sono soddisfatto perché è stata una grande festa della democrazia e i cittadini con il loro giudizio hanno messo la parola fine ad una pagina e adesso se ne apre un'altra. Adesso c'è stato un giudizio dei cittadini e noi adesso vediamo che, come è giusto che sia in democrazia, che è il bello della democrazia, non trova? E ci sono 2 visioni che non sono contrapposte ma che si stanno confrontando seriamente. Noi siamo affezionati alla nostra visione, che è quella di una città che deve ritornare grande e che deve essere libera da logiche o condizionamenti esterni, e quindi ragioneremo in primis con i cittadini e dopodiché ragioneremo con tutti quelli che hanno a cuore questa nostra visione di far tornare grande città di Selvazzano e di farla tornare e mantenerla libera da condizionamenti. Meno di 300 voti di differenza con lo sfidante Claudio Piron, che ha ottenuto il 32,9%. Ora si guarda alle possibili alleanze. All'orizzonte c'è quello che abbiamo sempre detto fin da 6 mesi fa, abbiamo sempre detto a tutte le forze, i gruppi, i movimenti che hanno nel programma anche alcuni contenuti, alcuni obiettivi condivisibili, che noi eravamo disponibili a ragionare con tutti. La politica si fa per governare una città e nella città ci sono tantissime idee diverse. È importante trovare le sintesi, trovare i punti di riferimento che fanno la differenza. Mi sembra che durante i dibattiti, gli incontri, gli scambi, anche negli incontri pubblici, molti candidati sindaci che oggi hanno perso erano però arrivati a condividere con noi posizioni, metodo e ipotesi di soluzione di problemi grossi come la piscina, come Villa Cesarotti, come il seminario, eccetera. Penso che sulla base di programmi chiari e di percorsi altrettanto chiari sia possibile ragionare e dire ai cittadini insieme siamo pronti a fare determinati passi per portare Selvazzano oltre l'emergenza che ha vissuto in questi anni. Esclusa dal ballottaggio la sindaca uscente Giovanna Rossi, che era stata commissariata un anno fa dopo la mancata approvazione del bilancio comunale. Rossi si ferma al 17,6% dei consensi. Il ballottaggio tra 2 settimane, il 23 e 24 giugno. Gli altri 2 comuni al ballottaggio nella provincia di Padova sono Rubano e Monselice. A Rubano nel fine settimana del 23-24 giugno si sfideranno Chiara Buson, candidata civica di centrosinistra sostenuta dalla sindaca uscente Sabrina Doni, che ha ottenuto il 47,7%, sfiderà il candidato di centrodestra Luigi Sposato, che ha ottenuto il 39,3%. A Monselice invece la sfida sarà tra la sindaca uscente Giorgia Bedin in un testa a testa contro Luca Callegaro, ex sindaco di Arquà Petrarca. Entrambi candidati di centrodestra ieri si sono fermati rispettivamente al 35 e al 34,9%, a separarli appena 34 voti di differenza. Cornedo Vicentino scusate, ha vinto con il 74,18% il sindaco uscente Francesco Lanaro contro Pierluca Battilana, che è arrivato al 25,82%. I cornedesi hanno scelto in maniera forte e decisa per la continuità, per i progetti, per il programma che abbiamo proposto a tutti quanti, per la squadra che siamo, e siamo felici dell'ottimo, anzi dello straordinario risultato che abbiamo ottenuto. E adesso Carlo Alberto Inghideri ci racconta come sono andate le cose a Creazzo.
bisogna immediatamente cominciare a lavorare. Io già da domani mattina sarò in comune perché c'è tanto da fare, c'è l'insediamento e quindi domani è il classico day after. Tutto si ricomincia perché i cittadini hanno risposto benissimo e io voglio sempre lasciare un buon ricordo dando a loro impegno, sorriso e tutto l'amore che si meritano. Sì, più che un servizio era una dichiarazione. Vediamo, andiamo a Noventa Vicentina, c'è Luisa Bertini. Luisa Bertini, sentiamo. È un'emozione enorme, è veramente un risultato importante. Avevo il sentore che la vittoria insomma c'era, però non con questi margini sinceramente, e quindi devo ringraziare innanzitutto tutti quanti quelli che mi hanno sostenuto, 90 anni veramente di cuore, ma il mio gruppo che è stato fantastico perché abbiamo condotto una campagna elettorale all'insegna della trasparenza, della correttezza e senza prestare il fianco a nessun tipo di polemica, e questo credo che sia stato riconosciuto. Un dato che mi deve fare un po' preoccupare comunque tutti quanti quelli che hanno partecipato a questa competizione elettorale è il calo dei votanti, che insomma è comunque sempre un segnale non positivo. Per il resto devo comunque ringraziare anche chi ha partecipato a questa competizione elettorale in quanto candidati nella lista avversaria, perché metterci la faccia per il proprio comune come candidati è sempre una cosa importante, è un segno di disponibilità e di senso civico nei confronti del paese, quindi anche a loro va comunque il mio ringraziamento. È stato un segnale importante anche la telefonata ricevuta dal mio avversario Paolo Borotto e dal consigliere di minoranza uscente Alberto Bisson, insomma l'ho apprezzato, è stato un gesto insomma di cortesia e credo anche a livello istituzionale molto importante. Che dire, si ripete un'esperienza di 5 anni, spero questa volta con meno imprevisti, perché abbiamo avuto il Covid, abbiamo avuto delle situazioni particolari nel quinquennio precedente, quindi mi auguro che sia un quinquennio adesso di grandi soddisfazioni per tutti. E questo era il sindaco Mattia Veronese, che è stato riconfermato col 63,18% contro Borotto Dalla Vecchia al 36%. Andiamo adesso a Sossano, Enrico Grandis della Lega, che si conferma sindaco con il 52,56% delle preferenze. Vediamo. È stata dura, è stata molto dura, avevamo tutti contro e io devo ringraziare soprattutto la mia squadra, la squadra presente e la squadra nuova che si è candidata con me, per il sostegno, per l'entusiasmo e per il risultato, la vittoria. E i prossimi 100 giorni da sindaco, nonostante questa sia una riconferma? Noi non ci siamo mai fermati, i prossimi 100 giorni saranno tutti uguali, sarà un giorno dopo l'altro per i prossimi 5 anni. Ringrazio tutti i cittadini di Sossano per il sostegno che ci hanno dato e per la fiducia. Il lavoro che abbiamo fatto è stato premiato con questa riconferma. Grazie sossanesi, vi ringrazio. Ecco, parliamo anche delle priorità di questo mandato. Assolutamente, stiamo mettendo a terra i fondi del PNRR, molti lavori pubblici, abbiamo impostato il Comune con un orizzonte temporale al 2030, continueremo da subito a lavorare con lo stesso regime e anche meglio. Ad Arzignano, la capitale delle concerie, riconferma del sindaco uscente Alessia Bevilacqua con tanti voti. Vediamo il servizio di Luisa Bertini. Soddisfatta, felice, strafelice per il risultato ottenuto. I cittadini hanno capito, hanno apprezzato il lavoro che è stato fatto in questi anni e hanno deciso appunto di sostenermi ancora e di avermi sindaco naturalmente per altri 5 anni. Sono orgogliosa, sono fiera, ringrazio la squadra che ha lavorato tanto e da domani si riparte. Da domani si riparte, dice la sindaca Bevilacqua. A Torri di Quartesolo, Gianluca Ghirigatto della lista Uniti per Torri è il nuovo sindaco con il 38,6% delle preferenze. Succede a Diego Marchioro, che questa volta non si era ricandidato. Sono molto soddisfatto perché veniamo da una lunga cavalcata che ha visto coinvolto un grande gruppo di donne e uomini molto entusiasti.
Insomma, si raccolgono i risultati, i frutti. Io ho intenzione di stare con i cittadini, tra la gente, perché ne ha molto bisogno e credo che sia l'unico modo per poter riavvicinare le persone alle istituzioni. Dobbiamo subito sistemare il centro di Torri perché è in condizioni veramente difficili, ce lo chiede la cittadinanza, dobbiamo farlo. So che i soldi ci sono per farlo, lo faremo quest'estate. E questa era la parte dei comuni del Vicentino. Ovviamente si sta già parlando delle regionali del 2025, il grande successo di Fratelli d'Italia secondo Giorgia Meloni ipoteca un po' la presidenza della Regione del Veneto. Il Presidente Zaia riconosce il successo di Fratelli d'Italia, ma dice insomma da qui al 2026 al 2025, quando si voterà, c'è ancora tempo e la Lega non intende in qualche modo fare passi indietro, e nel frattempo c'è l'autocandidatura dell'assessore Elena Donazzan, che nel frattempo volerà a Bruxelles perché è stata eletta all'Europarlamento. La vincitrice di queste elezioni è sicuramente una leader che è Giorgia Meloni, dopodiché abbiamo visto anche in passato dei grandi exploit come il nostro nel 2019 con un Veneto che era quasi al 50%, 49,9% con Matteo Salvini, e 5 anni prima sempre alle europee Matteo Renzi che fece il 42% in Veneto. Diciamo che natura non faccia il salto, la vera sfida adesso è mantenerli i voti. Più che riprendere i voti, la vera sfida è mantenerli. Zaia lo ripete più volte, ricordando le cadute di politici italiani che poco prima erano stati protagonisti di straordinari exploit alle elezioni europee. Questo risultato è oltre le mie aspettative, però è anche il giudizio che io avevo chiesto al Veneto e ai veneti soprattutto. Con 63.000 preferenze, Elena Donazzan è stata dopo Giorgia Meloni la più votata di Fratelli d'Italia nella circoscrizione nord-est. Assessore regionale al lavoro e all'istruzione dal 2005, vola a Bruxelles dopo essere stata per quasi 20 anni accanto a Zaia, prima quando lui era vicepresidente di Galan, poi nelle 3 giunte da presidente. Oggi, che dopo 2 decenni le loro strade si dividono, Zaia reagisce così ad una domanda sui festeggiamenti per l'elezione del suo assessore. Intanto mi piacerebbe sapere chi ti ha detto che ho abbracciato Elena Donazzan. Io le ho solo fatto i complimenti perché penso che un assessore mio, quando ha un buon risultato, è giusto complimentarsi, punto. Ecco, detto questo, ti ha anche detto che ha portato le paste? Allora te lo dico io. Col 37,6% Fratelli d'Italia è il triplo dei voti della Lega, e quando tra poco si voterà per le regionali, Elena Donazzan è pronta a tornare a Venezia per candidarsi alla guida del Veneto. È sempre il mio sogno, quello resta, io non cambio idee e neanche posizioni. Nel caso in cui non dovesse esserci una modifica di legge, quindi Zaia non potesse più fare il presidente, Fratelli d'Italia potrebbe non rivendicare ma proporre una candidatura alla presidenza, e non nascondo che tra questi io metto sempre la mia disponibilità al servizio dei veneti e di Fratelli d'Italia. Più che le percentuali dei partiti, Zaia sottolinea un altro dato: per la prima volta alle europee non si è superato il 50% dei votanti. In Veneto il tasso di affluenza è stato del 52,6, 10 punti in meno rispetto al 2019. Guardate che è inquietante vedere che sono delle regioni, soprattutto le isole, che hanno fatto un 36-37% di affluenza alle urne, ma al di là del fatto che valutazioni politiche vogliamo fare con dati con un'affluenza delle urne quando il 60% dei cittadini se ne sta a casa. Il consenso va con delle curve che sono veramente delle montagne russe. Vedremo al prossimo giro cosa ci consegnerà. Servizio di Filippo Fois, in regia Renato Cappoi e Italo Moravo. Andiamo in pubblicità, ancora 2 minuti e poi torniamo. Una settimana fa il tragico incidente in Viale della Repubblica a Treviso, in cui è morta la 38enne Giulia Mauri. C'è stato un flash mob per mettere in sicurezza questa strada. Non è possibile che le persone ritengano di poter utilizzare queste scatole di metallo, che sono delle armi mortali, senza fare attenzione al contesto.
Ad una settimana dal tragico incidente di Viale della Repubblica, FIAV convoca un flash mob nel ricordo di Giulia Mauri, deceduta in ospedale dopo le gravissime ferite causate dall'investimento. Stava percorrendo la pista ciclabile di Strada Ovest in sella alla sua bici quando, a pochi metri dall'incrocio con via Pisa, all'altezza del ponticello sul Botteniga, è stata travolta da un furgone. In 50 nello stesso luogo e alla stessa ora in cui Giulia Mauri è stata brutalmente investita. Una bici dopo l'altra fino a creare una pista ciclabile umana per sensibilizzare gli automobilisti e l'amministrazione sul tema della sicurezza stradale. L'ennesima vita è stata spezzata in uno scontro stradale che poteva essere evitato. Con i nostri corpi, con le nostre biciclette ci siamo disposti lungo la linea tratteggiata della ciclabile per chiedere la possibilità di muoverci in sicurezza in città. Sono stati fatti dei progressi nel corso degli anni, ma purtroppo contemporaneamente è aumentato il numero delle automobili. In Italia siamo ai primi posti in Europa per tasso di motorizzazione. I dati del piano urbano della mobilità sostenibile dimostrano che Viale della Repubblica è indubbiamente la strada più pericolosa della città. È una delle strade dove si registrano il maggior numero di intersezioni dove ci sono parecchi incidenti. Bisognerebbe dare assolutamente più spazio e più attenzione a chi va in bicicletta, oltre che dare le giuste piste ciclabili. Dobbiamo avere più piste ciclabili e i ciclisti devono essere tranquilli e sicuri di potersi muovere in città, ciclisti e pedoni. La sicurezza urbana stradale non è minimamente sufficiente e non sono queste le città che voglio, non è questa la Treviso che voglio. Chiudiamo con Vicenza, perché a 100 anni dall'assassinio di Giacomo Matteotti è stata scoperta una lapide commemorativa che va ad affiancare la precedente. Il prefetto di Vicenza ha detto, tra le altre cose, un uomo delle istituzioni da cui prendere esempio. A 100 anni dall'assassinio di Giacomo Matteotti, socialista e martire antifascista, la città di Vicenza onora il suo sacrificio e i suoi ideali in difesa della ragione morale della nazione. Queste le parole riportate sulla lapide commemorativa fissa a Palazzo del Territorio che la città ha dedicato allo statista assassinato da sicari fascisti il 10 giugno 1924. Cerimonia al cospetto delle autorità che ne hanno voluto ricordare l'importanza storica a 100 anni di distanza da quel discorso pronunciato in aula alla Camera il 30 maggio 1924 che gli sarebbe costato la vita, in cui difese i principi di democrazia e libertà politica. Ho voluto puntare l'attenzione su più che l'uomo, la rettitudine di Giacomo Matteotti, ciò che ha rappresentato, e quindi un esempio virtuoso che sicuramente le nuove generazioni dovranno seguire. Poi un uomo di legge, ho voluto sottolineare, uno statista, un giurista, quindi lo prendiamo noi come esempio sia istituzioni che società civile. Quindi questo è il motivo per il quale oggi dobbiamo e abbiamo il dovere di ricordarlo, quindi come esempio virtuoso al quale tutti ci dobbiamo riferire. Vice di Luisa Bertini, grazie, è tutto per oggi, grazie per aver scelto Focus TG, ci vediamo stasera alle 21:15 col nostro talk, a presto, buona giornata.